Siamo giunti al centrale del pomeriggio bolognese, un bel miglio per cavalli di 4 anni, sono in 9 al via. Amor Nero, Rock, Axel Chuck SM, Adam Kirby, Call, River Flow, Asdora, Aguacate in prima fila, Alovost, Alchemist B e Augurio P in seconda. Adam Kirby Call favorito in chiusura al totalizzatore, a quota fissa favorito invece Amor Nero Rock numero 1 contro il numero 3 di Adam Kirby Call. Vediamo la fase di lancio. Veloce Axel Chuck SM, veloce Amor Nero, veloce River Flow. Amor Nero cerca di Asdora veloce a sua volta, l'errore intanto di River Flow, mentre numero Amor Nero 4 Rock River Flow squalificato. si mantiene in vantaggio e taglia fuori Axel Chuck SM che rimane per il momento all'esterno, poi parcheggia in quarta posizione, è partito benissimo dalla seconda linea Olovost e quindi va in seconda posizione alla corda. Poi Alchemist B, praticamente Amor Nero Rock rientrando agli avversari ha penalizzato sicuramente i cavalli al suo esterno e quindi favorito invece i cavalli che partivano alle sue spalle nella circostanza Olovost e Alchemist B, che si sistemano rispettivamente in seconda e terza posizione davanti ad Axel Chuck SM. Al largo invece è rimasta Asdora, corsa durissima per Asdora a questo punto, 45-1 il passaggio ai 600 metri con Amor Nero Rock che conduce. Nelle posizioni invece di retroguardia c'è anche Adam Kirby Call, partito con cautela, mentre chiudono il gruppo Aguacate e Augurio P. 59-9 il passaggio agli 800 con Amor Nero Rock che continua a cadenzare la corsa, seguito da Olovost e Alchemist B. Nessuno riesce a farsi luce, all'esterno Asdora ovviamente dopo un chilometro in 1:14,5 non può essere competitiva e in quarta posizione rimane così Axel Chuck SM. Intanto Amor Nero Rock affronta la curva conclusiva in vantaggio, 14-2 il parziale per arrivare ai 3/4 di miglio in 1:28,7. Seconda posizione per Olovost che accenna a spostare all'esterno in anticipo su Alchemist B, completamento della piegata, ingresso addirittura. Amor Nero Rock si presenta con una lunghezza di margine su Olovost e Alchemist B, finale con Amor Nero che controlla benissimo gli avversari e vince con estrema facilità. Secondo posto per Olovost, al terzo Alchemist B, ma 1:13 il ragguaglio conclusivo, 28,6 a chiudere. Amor Nero Rock vince davvero in maniera molto autorevole. In testa fin dal via Alessandro Gocciadoro, controlla la situazione in arrivo, ha tentato al suo esterno Olovost, ha provato anche Alchemist B, ma non c'è stato nulla da fare perché Amor Nero Rock è ripartito sicuro. Bella chiusa, bella vittoria per Amor Nero Rock che in percorso di testa si impone a media di 1,13 netto. Alessandro Gocciadoro in salchi e al training.